Va ora in onda Potere al Popolo. Eccolo qui Sammy Varin, si ritorna in diretta da studio, ancora il buon mattino da Sammy Varino, Radio Libertà. Tra pochissimo la nostra controinformazione riprende con la musica indipendente, ascolteremo un pezzo degli Zodiac, poi la Chiara Soldani, quando parla lei ci bloccano sempre sui social. Attenzione, dopo le 11.30 parleremo di terme. Siete stati a fare le terme almeno una volta nella vita? Avete visto che roba incredibile che stanno diventando? Terme, spa, centri estetici stanno tirando a 1000. Avremo con noi un'esperta del settore. Naturalmente i vostri WhatsApp al 340 6709 659, tutti quelli che mi avete inviato questa mattina per richiedere la nostra canzoncina per il sì al referendum, o dico la nostra ma non so chi l'ha fatta, mi è arrivata, l'ho amata e l'ho fatta esplodere in tutta Italia. Basta scrivere la voglio al 340 6709 659, che l'abbia fatta il PD, 5 Stelle o Vannacci, la dovete ascoltare, è bellissima. E poi minimo le ultime notizie e l'apertura dei siti. C'è una svolta nel giallo di Via Nerino a Milano, scrive il sito del Corriere. È stato arrestato in Spagna il figlio del banchiere ucraino che è precipitato dal bed and breakfast. Il figlio 34enne avrebbe partecipato al sequestro del padre per costringerlo a trasferire 250.000 euro in criptovalute. Era l'unica persona presente nella stanza al momento del tragico volo. Poi ancora le polemiche e nuove frasi, rivelazioni su quel cuore che non funzionava, il ghiaccio secco fumava, chiesi ai medici di Napoli, mi diedero l'ok, i verbali che ricostruiscono le cause della morte del piccolo Domenico e poi gli ascolti di Sanremo. Terza serata, 9,5 milioni di spettatori, siamo risaliti 60,6%, però insomma c'era Ramazzotti, c'era chi c'era? Sta facendo dei no, tu facevi dei cenni osceni, assolutamente. C'era qualche ragazzina che ti piaceva, forse? La modella muta? Pierina, la modella muta, appunto, quelle che non parlano, vedete, capite anche il maschilismo che gira da queste frequenze. No, è stata una bella puntata, soprattutto quando la Pausini ha cantato il pezzo di Michael Jackson con il coro dell'Antoniano. Sono stati dei momenti belli. Peccato che intanto noi continuiamo a fornire soldi e bombe per la guerra, ma è un mio parere personale. Ci dobbiamo fermare, minimo, come sempre, in apertura della nostra trasmissione tra le 11 e mezzogiorno, ci colleghiamo con il Parlamento. Vediamo di cosa parla quest'oggi Stefano Candiani. Qui Parlamento. Grazie Presidente. È con commozione che a nome del gruppo Lega Salvini Premier mi accingo a un saluto commemorativo dell'onorevole Angelo Altaguile, recentemente scomparso. Ebbi modo di conoscere Angelo Altaguile nei primi giorni della legislatura XVII, stiamo parlando del 2013. Allora era in costituzione alla Camera dei Deputati il gruppo si chiamava Lega Nord Autonomie, Lega dei Popoli, noi con Salvini successivamente. E mancava il numero da regolamento per costituire il gruppo. L'adesione dell'onorevole Angelo Altaguile al gruppo consentì questa importante composizione. Sono cose che poi capitano durante le legislature e sono cose spesso e volentieri anche condotte da motivazioni tutt'altro che commendevoli. Ecco, oggi ho modo di poter confermare che quella fu un'iniziativa per la quale conobbi poi Angelo Altaguile come la persona devota allo spirito federalista che contraddistingueva e che continua a contraddistinguere il movimento politico a cui appartengo e che portò la sua adesione in quel momento al gruppo Lega Nord. Lui era stato eletto nelle liste del Popolo della Libertà in Campania, siciliano, eletto in Campania.
e noi eravamo il partito della Lega Nord. La sua adesione poteva sembrare agli occhi di qualcuno bizzarra, ma la sua adesione fu spontanea e fu motivata da quello spirito che contraddistingueva la figura politica chiaramente sturziana di Angelo Altaguile, che lo portava da siciliano a vivere le contraddizioni di un'autonomia mai completamente conclusa in un paese che non riusciva a prendere il volo con le auspicate riforme federaliste. Ecco, la Lega in quel momento rappresentò per lui un approdo ideale e rappresentò per noi il suo approdo, un abbraccio ideale a tutta Italia per quel messaggio federalista che ancora oggi ci sforziamo di portare avanti anche nel suo nome, garantendo a tutti una pari opportunità che in molti casi pare sprecata, soprattutto laddove le autonomie sono invece importanti. Angelo Altaguile ebbe modo di contraddistinguere la sua azione politica in questo Parlamento con disegni di legge che troveranno, e ci auguriamo in questa legislatura addirittura dopo parecchi anni, completamento. Penso al disegno di legge sulla partecipazione popolare, alla proprietà delle società sportive, quelle calcistiche. Fu presidente del Catania Calcio, lo fu in maniera amorevole, con lo spirito che deve contraddistinguere chi abbraccia la presidenza di un'associazione importante come il Catania Calcio in difficoltà, ma avendo amore per la propria città e per la propria terra. E ahimè, come spesso accade in queste circostanze, non sempre arrivarono anche gli applausi, ma arrivarono anche i problemi e i guai. Guai che spesso e volentieri nascono dall'invidia, dalle gelosie, dal rancore, e che portarono Angelo Altaguile a vivere anche una tribolata vicenda giudiziaria che troverà il suo riscatto addirittura fino alla revisione del processo, dopo il 3° grado di giudizio. Fu tenace nel tenere la posizione, fu tenace nel dichiarare la propria innocenza rispetto a una ingiusta, come poi sarà nelle aule di tribunale dichiarato immotivata accusa, che però ha voluto riassumere in un volume che racconta le traversie di chi, volendo fare politica in Sicilia, cerca di fare il bene per la propria terra e si trova poi angustiato in vicende giudiziarie motivate semplicemente dall'invidia, dal rancore e dalla voglia di stroncare l'iniziativa. Ecco, Angelo Altaguile ha saputo superare tutte queste vicende e dà a noi motivo per continuare la nostra azione politica a difesa dello spirito federalista e a difesa di quello spirito fortemente autonomista che ha contraddistinto la sua azione politica. Lo ricordo ancora, sturziano, democristiano nell'origine, si iscrive a questo gruppo politico e resta fino all'ultimo giorno della sua vita iscritto alla Lega Salvini Premier. Questa è una cosa di cui gli siamo grati ed è un messaggio anche politico forte per tutti noi. Presidente, a lui il nostro devoto ricordo, alla sua famiglia un forte abbraccio e una stretta di commiato. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Bare feet in the sand, lifelines on your face. Someone's cooking on the corner, spices drifting through the day. Kids dance by the water, old songs in a new tongue. You spin me in a circle, we both end up young. Goodbye, let the world roll in. All these colors on my skin, laughing loud, we forget what we're missing. Begin. If it feels like love, it is. Every heartbeat blessing. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah,
Necklace from the market, bright beads, loose thread. You say it's kinda crooked, I say wear it anyway. Instead, palm trees doing slow waves, grandmother's home alone. Heavy accent in the air, somehow singing the same song. Good vibes, let the world roll in. All these colors on my skin, laughing loud, we forget what we're missing. Good vibes, let the day begin. If it feels like love, it is. Every heartbeat blessing. Oh yeah. Pass the plate, share a story, teach me how you say my name. Different roads, same glory, all of us a little flame. Hey! Good vibes, let the world roll in. All these colors on my skin, laughing loud, we forget what we're missing. Good vibes, let the day begin. If it feels like love, it is. Every heartbeat blessing. Oh yeah. Baila, 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 baila. Io e Simone ce la siamo ballata tutta quanta questa Sun on My Skin di Zodiac. Si posiziona nel filone della house melodica e musica chill out, puntando su un'estetica legata ai viaggi e alle atmosfere estive. L'abbiamo ballata, vuol dire che era carina. Zodiac con Sun on My Skin ci ha portato alle 11:17 con Sammy Varini in diretta nazionale su RL Radio Libertà. La nostra potente controinformazione ci porta a parlare con quella che puntualmente ci fa bloccare a quest'ora del mattino, ma ne siamo abituati. Se non ci sentite più su Facebook e su YouTube a un certo punto, lo sapete, andate sul sito di Radio Libertà, scaricate la nostra applicazione, accendete la radio nella banda DAB. Perché? Perché quando diciamo cose scomode, soprattutto quando le dice lei, ci bloccano. Ci colleghiamo? Dai, l'abbiamo in sottofondo. Oggi si trova a Civitella, in provincia di Forlì Cesena. Abbiamo Chiara Soldani, pronto? Ciao Sammy, ben trovato e un saluto a tutti i nostri ascoltatori in salsa musulmana, arabeggiante, come vogliamo definirla. Ma è Sammy, stupendo, è stupendo. Chiara arabica. Soldani non ha resistito, la Chiara è andata a Civitella in provincia di Forlì Cesena, dove il Ramadan si sente come il canto del muezzin ad alto volume in tarda serata, ma se fate i bravi anche la mattina, e noi tutti zitti, anzi gli facciamo altri favori come noleggiargli, non so ancora se a pagamento oppure no, i nostri oratori, togliere il crocifisso dalle aule, succede tranquillamente a Firenze, e tante cosettine che ci fanno dimenticare di essere italiani e che loro si dovrebbero integrare a noi, mentre stiamo facendo esattamente il contrario. Ma Chiara Soldani ci parlerà anche del dramma dei padri separati, e certamente sono successe cose pazzesche, incredibili e brutte nelle ultime ore, e aggiornamenti sulla vicenda di Rogoredo. Ma prima che ricominci a cantare il muezzin, meglio che parti. Chiara Soldani, a te! Grazie Sammy, effettivamente stiamo abdicando a questo punto e questo è quello che ci viene da pensare e la conclusione che amaramente iniziamo a trarre visto l'andamento che pervade l'Italia puntualmente ogni anno quando ci troviamo nel periodo del Ramadan, anche perché come giustamente dicevi Sammy, un conto è rispettare le altre culture, le altre religioni. Io credo che comunque la diversità sia sempre un arricchimento, noi lo combattiamo
il conformismo e l'omologazione, questo lo ribadiamo sempre, ma allo stesso tempo togliere i crocifissi, sentirci sempre un po' di religione di serie B, mettiamola così, per poter prestare il fianco a queste manifestazioni assolutamente eccessive e anche inammissibili, perché quello che è successo a Civitella di Romagna, ma non soltanto evidentemente, lo sappiamo che il caso di Pioltello della scuola ormai è diventato un caso nazionale che sovente ogni anno durante il Ramadan ci ritroviamo a raccontare, insomma ci sono tantissimi episodi, anche un video che hai postato pochi minuti fa appunto sui tuoi profili social, nel quale riprendevi Silvia Sardone con la notizia appunto del Ramadan persino sul bus a Torino, insomma i bus quelli tradizionali, insomma, che circolano per la città e che adesso diventano anche cosparsi di tappeti affinché si possa pregare e inginocchiarsi. Insomma, queste sono sicuramente delle manifestazioni eccessive di abdicazione appunto e tra virgolette diciamo anche una sorta di sottomissione, anche quando per esempio le mense, lo ricordiamo spesso, vengono modificate affinché possano essere consumate le carni ovviamente macellate secondo le prescrizioni halal. Insomma, torniamo quindi a Forlì, dove giustamente il sindaco alza la voce, si fa sentire e cerca insomma di alzare la voce un po' di più rispetto al volume del muezzin, che continua insomma ad essere così molto presente e che quindi islamizza per così dire le viuzze e anche le strade principali appunto di Civitella di Romagna. Ci troviamo in provincia di Forlì Cesena, quindi siamo in territorio italiano ancora per quanto chiaramente ci riguarda. E cosa succede? Succede che con una scansione temporale anche molto precisa, quindi precisamente alle 18:30 anche alle 21, il muezzin si fa sentire. Come dicevo prima, appunto, il sindaco dice le regole vanno rispettate, questo significa che debbano essere rispettate ovviamente anche da coloro che intendono pregare, perché non è neanche corretto sentirci fare sempre le solite consuete ramanzine per quanto riguarda la Quaresima oppure il classico crocifisso nelle classi e poi invece ci ritroviamo il muezzin che canta a tutto volume. Queste sono le parole di Claudio Milandri, è un episodio insomma che chiaramente ha anche in un certo qual modo spaventato un po' la cittadinanza, che si è ritrovata a vivere una situazione decisamente inedita. Tra l'altro, Semi, si configura, lo diciamo anche ai nostri ascoltatori, il reato di disturbo alla quiete pubblica, quindi stiamo parlando insomma non di un piccolo episodio, stiamo parlando di qualcosa che potrebbe rappresentare anche un pericoloso precedente. Ma torniamo a Pioltello, dove per il terzo anno consecutivo la scuola il 20 marzo, in occasione della fine del Ramadan, verrà chiusa, quindi non ci saranno lezioni, ne parliamo anche quest'anno e anche quest'anno torniamo all'istituto Iqbar Masih, che è un istituto appunto onicomprensivo nel quale ci sono tantissimi studenti di religione musulmana. Gli stranieri sono più del 55%, quindi stiamo parlando più della metà, insomma praticamente hanno un dominio soprattutto sotto il fronte religioso e linguistico veramente importante. Le lezioni non sarebbero produttive chiaramente con così pochi studenti, queste sono le parole del dirigente scolastico Alessandro Fanfoni, che dice la scuola ha deciso di rimanere chiusa, e quindi questo chiaramente è un danno per tutti coloro che non sono di religione musulmana e che vengono privati della possibilità di istruirsi e di seguire regolarmente le lezioni. Anche in questo caso stiamo parlando di qualcosa di molto grave, perché a questo punto ritorniamo sul fronte crocifisso. Che fastidio può creare un crocifisso appeso al muro, e invece che disagio crea una lezione, anzi un'intera settimana magari di lezioni che non possono essere seguite dagli studenti e anche da coloro che pagano regolarmente l'istituto per via appunto delle manifestazioni religiose del Ramadan. Insomma, mi pare che ci siano delle differenze sostanziali e chiaramente stiamo parlando di un danno ben diverso. E per quanto riguarda invece l'episodio del quale abbiamo parlato ovviamente di Rogoredo, il caso di Carmelo Cinturrino, noi non abbiamo niente da nascondere, quindi ci troviamo nostro malgrado insomma a ritrattare un po' il ritratto, appunto a ridipingere un po' quanto accaduto a Rogoredo, perché effettivamente ci sono state anche le ammissioni di colpe e le dichiarazioni rilasciate appunto da Cinturrino. Carmelo Cinturino abbiamo detto che è stato un po' difeso a spada tratta, e giustamente l'abbiamo difeso anche noi, insomma ricordo benissimo Sammy la nostra diretta, ma
siccome non abbiamo niente da nascondere, non dobbiamo cancellare post sui social, perché diciamo tranquillamente che quando uno sbaglia è giusto che paghi ed è giusto che venga condannato. Ricordiamo però che il caso del poliziotto bugiardo, mettiamola così, poi chiaramente ci sono questioni molto delicate, c'è comunque un ragazzo che è morto, ma che non era propriamente un esemplare da seguire e da emulare, comunque un pusher pericoloso con precedenti e quant'altro, ma è giusto ovviamente che Cinturrino paghi e che allo stesso tempo si difenda dalle accuse infamanti che insomma gli sono state rivolte. Però ricordiamo che un singolo episodio non deve infangare la divisa di tutti quanti, infatti lui stesso si scusa con i colleghi, con le forze dell'ordine, ed è anche giusto insomma ricordare che gli elementi sbagliati, gli esempi assolutamente non da seguire e non positivi ci sono anche nelle forze dell'ordine, ma questo non significa che tutti siano da condannare, questo lo ricordiamo sempre. Stiamo parlando, ricordiamolo, dell'assistente capo che aveva fermato e sparato a Mansouri, al pusher di Rogoredo. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa, ma da parte dei miei colleghi testimonianze infamanti. Insomma, c'è diciamo una questione abbastanza intricata, però Cinturrino appunto ammette di aver comunque sparato. Ovviamente lui sostiene di aver sparato per paura, che non volesse uccidere, ma allo stesso tempo nega totalmente il fatto che avesse percepito il pizzo da pusher insomma e spacciatori, quindi questa è un'accusa sicuramente infamante, poi chiaramente il suo legale procederà come reputa più giusto, ma era doverosa da parte nostra appunto una precisazione, vista anche la lettera che appunto dal carcere Cinturino ha scritto, nella quale si scusa ovviamente per aver messo in atto un comportamento sicuramente sbagliato e non da emulare, però chiaramente la questione e il caso va specificato e approfondito in maniera diversa, in maniera chiaramente un po' più dettagliata, non appena avremo anche degli sviluppi in merito. Però da parte nostra secondo me era anche giusto insomma parlarne, perché non abbiamo niente da nascondere. Quando non si ha niente da nascondere, giustamente si tirano fuori anche gli argomenti scomodi, come questo episodio, insomma, sicuramente spiacevole, che ripetiamo non deve in qualche modo, anche vago, lontanissimo, ledere la dignità di tutti coloro che agiscono per il nostro massimo bene. E poi un altro argomento, Sammy, del quale ci occupiamo sempre, ma che è un dramma sociale molto silenzioso del quale non si occupa sostanzialmente nessuno, è quello dei padri separati o divorziati, che vivono molto spesso in situazioni di indigenza e di estrema difficoltà economica, una piaga sociale, come dicevo, che ci porta a chiedere se siano effettivamente nuovi poveri i padri single. Ovviamente non tutti, ma molti si trovano a vivere situazioni estremamente precarie, perché devono magari lasciare la casa ovviamente all'ex coniuge con i figli, perché poi c'è il mantenimento, ci sono tantissime spese, e questo argomento, insomma questa riflessione umana molto profonda ci porta a un fatto di cronaca terribile che si è compiuto proprio ieri verso le 11 circa del mattino. Un 56enne operaio, padre di 2 figli, si è tolto la vita, si è impiccato poco prima dello sfratto esecutivo della sua abitazione. Ci troviamo vicino a Mantova, per l'esattezza a Casalmoro, e c'erano stati insomma già dei ripetuti richiami per quanto riguarda lo sfratto. Insomma questo povero uomo letteralmente abbandonato a se stesso si è dovuto trovare a fronteggiare una situazione economica non soltanto più grande di lui, e noi ci chiediamo effettivamente se ci siano gli strumenti adeguati anche da parte del governo, insomma, per aiutare questi padri e soprattutto per far emergere questa piaga sociale che ci lascia sempre col cuore infranto e che dovrebbe essere affrontata in maniera molto diversa, più decisa e soprattutto con delle iniziative utili e concrete. Insomma, siccome la nostra radio chiaramente ha anche un appeal politico importante, noi speriamo che questi appelli vengano ascoltati, perché i politici possono fare la differenza e migliorare la qualità della vita delle persone con le loro scelte. Quindi Sammy, è giusto parlare di questi argomenti, perché non stiamo parlando di numeri, ma stiamo parlando di vite umane, di persone, e il dramma anche per queste povere bambine che rimangono senza un padre. Quindi ne parliamo spesso e continueremo a parlarne, sperando che ovviamente questi appelli vengano accolti da chi di competenza. E cercheremo
Cercheremo di urlare più forte del muezzin finché riusciamo, signori, perché lo sapete bene, la nostra radio viene bloccata su molte piattaforme e su altre non abbiamo più i soldi per andarci. È durissimo fare controinformazione, ma io non posso che ringraziare Chiara Soldani, che potete leggere tranquillamente sul sito leggifuoco.it o in versione cartacea il periodico si chiama Fuoco, per il suo coraggio settimanale. Grazie Chiara. Grazie Sammy, grazie a te. Couscous per tutti a pranzo a questo punto. Oddio, non lo so, perché a me poi mi fa uno strano effetto, non so se riesco a tornare davanti al microfono. Grazie. È meglio un bel risotto. Esatto, alla milanese. Ciao esatto. Chiara Soldani, grazie buon weekend. A te, Sammy. Ciao. A voi, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane certificate all'origine estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E vai. A mezzogiorno arriva Rocco Tanica. Vi ho avvisato, ex Elio e le storie tese, comico, musicista, eccetera, con Francesco Caprini di Rock Targato Italia a mezzogiorno questa mattina, in replica sabato sera, domani alle 20:45, Rocco Tanica. Tra pochissimo Pia Tuccitto, la sua nuova canzone si chiama Ciao Amore. Poi parleremo del settore della bellezza, delle spa, delle terme con Giuliana Cossu, che se ne intende, si occupa proprio di questo, ma subitissimo qualche flash sugli appuntamenti da non scordare targati Lega delle prossime ore. Domani, sabato 28 febbraio alle 14, Giovani, imprese, futuro, signori. Siamo a Renate, al Tecna Caffè di Renate, Monza Brianza. Alle 14 ci si ritrova e si parla con bella gente. Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione, arriverà alle ore 15. Subito in apertura l'assessore allo sviluppo economico in Regione Lombardia, Guido Guidesi. Luca Toccalini, deputato coordinatore federale della Lega Giovani. Alessandro Fermi, assessore all'Università Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia. Se siete in Brianza, domani a Renate, Monza Brianza, a 2 passi comunque, a mezz'ora neanche da Milano. Domani sabato 28 febbraio, ore 14, Renate, via Sirtori, presso Tecna Caffè. Tutti questi eventi li trovate naturalmente anche sul sito legaonline.it. Il territorio al centro,
Identità, risorse, futuro. Sempre domani, sabato 28 febbraio, ma a Cirie, intorno a Torino, sala comunale a partire dalle ore 10. Saluti istituzionali del deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna e poi Enrico Bussalino, assessore alla Regione Piemonte, che parlerà di autonomia. L'autonomia a favore degli enti locali, prospettive e scenari futuri per il territorio. Alessandro Panza parlerà della nuova legge sulla montagna per le valli di Lanzo e il Canavese. L'avvocato Mauro Anetrini verso il referendum, le ragioni del sì e l'importanza del voto. Ci sarà anche a moderare Andrea Cane, responsabile enti locali della Lega Piemonte. Domani sabato 28 febbraio a Cirie a partire dalle ore 10. Naturalmente proseguono gli eventi con la Lega. Io sto con i poliziotti, quelli bravi e non quelli cattivi, ma secondo qualcuno sono tutti cattivi i poliziotti, attenzione, stanno facendo passare questa cosa. Io sto con i poliziotti ma anche con i motociclisti. Questa mattina si firma a Milano in via Canaletto San Gallo per dare una mano a chi vorrebbe utilizzare i motorini, le moto, non ultimissimo modello. Siamo riusciti a bloccare il divieto, lo sapete, ma lo abbiamo semplicemente posticipato. Quelli ci riproveranno. Domani, sabato 28 febbraio, si può firmare in Piazzale L'Agosta, in via Osoppo, in piazza Udine. Anche domenica 1 marzo, Santa Rita da Cascia, piazza Costantino, via Dante. Avvicinatevi ai gazebo della Lega, ringraziando non soltanto gli amici di Milano, ma quelli che un po' in tutta Italia in queste ore hanno aperto un gazebo, questa mattina anche a Cassano Magnago in provincia di Varese, per portare avanti le idee della Lega. Sempre domani, sabato 28 febbraio alle 16:30, presso la moschea abusiva di via Valsolda 21 a Milano, un presidio in sostegno del popolo iraniano per la libertà e la democrazia della nazione iraniana e contro l'islamizzazione dell'Europa. Domani 16:30, via Valsolda 21, un presidio organizzato dall'associazione Italia-Iran.org e dalla Lega. Interessante. Ancora, aperitivo in sezione, questa volta a Romanengo in provincia di Cremona, domani sabato alle 11 presso l'antica Rocca di Romanengo, referendum sulla riforma della giustizia, perché scegliere il sì. L'ospite Alessandra Tovaglieri. Venerdì 27 febbraio alle 18:30, appuntamento anche a Bassano del Grappa con le ragioni del sì al referendum. Introduce il referente organizzativo dell'area bassanese Massimo Berton, i saluti del sindaco di Bassana del Grappa, i relatori Mara Bizzotto, vicepresidente della Lega Senato, e Andrea Ostellari, sottosegretario al Ministero della Giustizia. Mi fermo, l'ultimo dai. Difendere il territorio, competere nel mondo, il ruolo dell'Europa tra dazi e Mercosur. Oggi, venerdì 27 febbraio alle 18:30, ne parleremo con Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, e Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino. L'appuntamento è all'Hotel Park in via Umbro Casentinese 88 a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Difendere il territorio, competere nel mondo, il ruolo dell'Europa tra dazi e Mercosur. Ci fermiamo, certo c'è la canzone indipendente e poi parliamo di bellezza e quindi di noi, di Radio Libertà, con Giuliana Cossu. Ciao, ciao amore, come va? Mentre qui batte il sole, ho perso la mia ombra dentro un sax. Sono lì come ieri, non ci sto con la testa, ci sto col cuore. Ciao, ciao amore, come va? Ti appendo dentro e ti amo, mi riposo su un fiore qua e là. Che importa se resto male, l'importante di colpo sei solo tu. Sono al bar come ieri, l'importante ti ho detto sei solo tu.
Sono innamorata pure no, devo dirtelo caro, vorrei solo sentirlo un momento. Non lo so, sinceramente non lo so, non ci voglio pensare, anzi mi lascio andare. Tesoro, ciao, ciao amore, come va? La gente va di fretta, fumo una sigaretta se mi va. Dico se questo è amore, io non riesco, giuro, a lasciarti più. Sono al bar come ieri, l'importante ti ho detto, sei solo tu. Sono innamorata pure no, devo dirtelo caro, vorrei solo sentirlo un momento. Non lo so, sinceramente non lo so, non ci voglio pensare, anzi mi lascio andare. Tesoro. Ma che dolce! Pia Tuccitto è uscito il suo nuovo pezzo, si chiama Ciao Amore ed è la nuova versione di un pezzo originariamente uscito nel 2001 per l'etichetta Bollicine, quella di Vasco Rossi, con il quale Pia ha collaborato, cantato, suonato nei palchi di tutta Europa per parecchi annetti. Ciao Amore ci porta alle 11:42 a parlare proprio di amore, di cose belle e di cura per il nostro corpo, per il nostro amato, per la nostra amata. Il settore della bellezza, delle spa, che non sono le società per azioni, ma sono le terme, quei centri estetici che entri dentro e ti rilassi, non vorresti più uscire, se non fosse che appunto è a tempo, dopo un po' ti cacciano. E come si stanno evolvendo questi centri che diventano sempre più belli e ce ne sono da tutte le parti? Beh, abbiamo con noi una che se ne intende, è una beauty business consultant, questo è bergamasco antico, ora ci bisogna tradurre in italiano. Abbiamo con noi Giuliana Cossu, ciao! Ciao Sami, grazie per avermi invitata, per avermi dato la possibilità di parlare della mia attività. Assolutamente sì, anche perché la amiamo, è una bella attività, ci piace, soprattutto nei centri estetici, e non ci vanno mica soltanto le femminucce, signori, ormai molti maschietti di tutte le età ci fanno un pensierino. Allora, prima di tutto, che cosa vuol dire quella cosa che ho detto, Beauty Business Consultant? In cosa consiste il tuo lavoro? Allora, in realtà io nasco come estetista. Poi da estetista divento insegnante anche nelle scuole di estetica, le scuole professionali. È un'esperienza significativa e sicuramente quella nelle spa degli hotel di lusso e quella come consulente per le aziende cosmetiche. Quando fai la consulente per le aziende cosmetiche, ti chiamano proprio consulente itinerante, quindi comincio a girare per l'Italia. Capito? Esatto. E quindi comincio a visitare i centri estetici, quindi tutte quelle che sono le diverse realtà anche nelle diverse zone d'Italia. E quindi mi scontro con quelle che sono le criticità di questo settore. Ecco, perché dicevo io, è un settore secondo me che ha cominciato a tirare di brutto, non soltanto per le donne ma anche per gli uomini, e però molte volte ci stanno le fregature, ce ne stanno soprattutto via internet, e uno non ha mai la certezza, dici in che posto vado, vedo una pubblicità su Instagram, in che posto vado, ma soprattutto, dicevo prima, c'è stata una vera e propria evoluzione, come nel tuo campo appunto, semplicemente studiando una cosa che ti piaceva, poi ti sei
aperta e hai visto che c'era veramente tutto un mondo intorno a quello che avevi inizialmente studiato. Come c'è stata questa evoluzione, centri estetici, ma dicevamo in generale il settore della bellezza e quello delle terme, dove devo dire almeno una volta ci sarete stati, e se non ci siete stati auspicate di andarci, è chiaro, bisogna trovare il momento giusto, il posto giusto. No, perché adesso ci sono anche a Milano, ci sono anche nelle grandi città, non c'è bisogno di andare in mezzo alle montagne. Qui mi zittisco e sei tu che ci devi un attimo chiarire questa situazione, soprattutto magari per chi ci sta seguendo e amerebbe avvicinarsi a questo mondo, o magari ci sono anche imprenditori che ci stanno ascoltando che cominciano a strizzare l'occhio a questo mondo, perché è un mondo che ancora può lavorare. Giuliana. In realtà appunto questo è un punto saliente di questo settore, che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo. Ma perché? Perché è cresciuta la società. Quindi se prima andare dall'estetista era considerato un vezzo, nel senso quasi un capriccio, molti si vergognavano quasi a dire vado Vero, dall'estetista. io mi vergogno molto, infatti. Cioè, che dico, andiamo dall'estetista e ogni tanto ci si può andare, se non quello che ci sono poi quelli che c'è compreso anche il massaggio qui sulla testa, e quindi prima ti riempiono tutto di schifezze il naso, eccetera, così tutti i E ti grassettini. senti una mascherina. La mascherina puzzolente mi piace tantissimo. E poi c'è quello che ti fa il massaggio qua, ce n'è un altro che ti fa anche il gong bing, tibetano, e quindi sei tutto rintronato. Sto scherzando, Che però esperienza! per dire che ce n'è di tutti i tipi. Poi chiaro, bisogna stare attenti alle fregature. Scusami la parentesi, prego. Quello sempre. Mentre il settore delle terme era comunque faceva pensare molto alla salute dell'individuo. Certo. Oggi andare alla spa, andare dall'estetista è quasi un investimento, nel senso che stare bene e prendersi cura del proprio corpo, ecco, c'è un modo di vedere la bellezza e il benessere un po' più virtuosa e comunque più collegata veramente al benessere olistico della persona, perché adesso la persona viene considerata di più in tutte le sue componenti, quindi l'anima, il corpo, lo spirito, e quindi questi diventano proprio luoghi di culto quasi, dove uno va a ricaricarsi, quindi dice non sto andando a prendermi qualcosa che non mi spetta, vado a prendermi qualcosa, vado a creare una condizione che poi mi rende anche più performante magari nel lavoro, nella propria attività. E questo non è male, perché molto spesso accumuliamo così tanto nervosismo, la schiena, il corpo, eccetera, e che poi sai, non sai più come buttarlo fuori, o vai a casa e picchi il gatto, oppure devi trovare altre soluzioni, ad esempio rilassarsi in uno di questi centri. Chiusa la parentesi. Detto questo, le persone che lavorano in questi contesti hanno delle sfide sempre più complesse, nel senso che comunque non devono essere solamente brave a muovere le mani, ma devono essere brave anche a gestire la relazione, perché comunque io adesso mi presento come consulente, ma in realtà la mia vera figura è quella di fractional manager. Che è quel cosa bergamasco, cos'è che vuol Esatto. dire? Allora, un fractional manager è una figura che nasce negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni, è il manager in affitto. Nel senso, molte aziende magari non hanno necessità di avere una figura fissa, si rivolgono a un manager frazionato, quindi qualcuno che si occupi di alcuni aspetti della propria attività, magari l'area del marketing oppure la gestione delle risorse. Ecco, e non si ha l'impegno di avere una persona a tempo pieno, oppure hanno l'esigenza di avere una persona che sia proprio esterna. Capito, Nel senso che è una persona che non è coinvolta dalle dinamiche aziendali e magari ha una visione un pochino più obiettiva e più nell'insieme. E non è male questa cosa, è un po' come andare dallo psicologo, nel senso che parlare in famiglia dei problemi, sì, è importantissimo, ci mancherebbe, ma sentire una voce fuori dalla famiglia, fuori dal coro, fuori dalle conoscenze, che ti guarda e dice, beh, qui c'è forse questa criticità,
E allora parliamo di criticità. Quali criticità riscontri in questo mondo bellissimo del settore della bellezza, delle spa, delle terme? E che cosa si può incontrare e qual è anche il rischio che a volte possiamo incontrare noi clienti? Esatto. Allora, il rischio è proprio quello di non avere una visione d'insieme e la difficoltà è proprio quella soprattutto, che nasce a livello di organizzazione, quindi di organizzazione delle risorse, di organizzazione delle attività e di organizzazione delle risorse anche finanziarie e la relazione col cliente. Appunto, è un cliente sempre più esigente, un cliente sempre più, investito da tantissime informazioni. I social, soprattutto nel periodo della pandemia, hanno saturato il mio settore, quindi hanno dato tante informazioni e l'utente finale, quindi quello che è il nostro cliente, quello che va nell'istituto, che si reca nell'istituto, è molto confuso. Quindi molte volte si chiede anche di più che quella location può dare, cioè si è abbagliati un po' da troppe informazioni che ci sono sui social e quindi pensi a chissà che cosa o comunque effettivamente a volte può essere lo stesso sito del posto dove si va che non è chiaro nella sua esposizione e che dice cose che non conosce, che dice servizi che effettivamente poi tali non possono essere perché magari non hai personale appositamente addestrato che abbia studiato per questo. Insomma, bisogna fare anche attenzione e molte volte la soluzione, come dicevamo prima, è avvicinarsi a chi se ne intende e ti può consigliare esternamente proprio su un lavoro bellissimo che penso che sia soltanto l'inizio del successo di questo settore perché sta crescendo in maniera incredibile e dicevo prima Giuliana adesso le terme e la possibilità di riposarsi, rilassarsi, fare massaggi, la bellezza eccetera si trova veramente ovunque, cioè non bisogna più andare nella grande città per trovare professionalità, non bisogna andare in mezzo alle montagne per trovare le terme, cioè c'è la possibilità di trovarle davvero dappertutto, ma insieme anche appunto alla possibile fregatura. Quindi anche attenzione a quando si sceglie un posto del genere. Esatto. Allora è un processo infatti molto complesso, quello che io chiamo l'esperienza del cliente nel mondo della bellezza e del benessere. Questa esperienza che parte, come tutte le esperienze di chi si rivolge a un professionista, da un bisogno fino a un cliente fidelizzato che comunque ti promuove, quindi ambasciatore del brand. Ed è un percorso molto lungo e molto delicato, soprattutto nel mio settore, perché noi abbiamo un rapporto col cliente che è molto suscettibile, nel senso noi lavoriamo sul cliente, in senso anche fisico. Il cliente si spoglia di fronte all'estetista, il cliente passa anche 2 ore dall'estetista e quindi si parla, quindi si crea anche quella relazione un pochino più intima. Certo. Quindi gestirlo non è facile e mi rendo conto che la grande criticità delle mie colleghe estetiste è questa, è quella di gestire il piano relazionale e quello di business e farli andare insieme. E questa è una roba bella tosta effettivamente, riuscire a creare quel rapporto che deve restare professionale, ma nello stesso tempo in quel momento tu diventi un amico, o sempre quel famoso psicologo, lo psicologo del tuo corpo praticamente, e quindi effettivamente devi riuscire a camminare su questo crinale che è bellissimo, ma deve essere sempre rivestito di professionalità. C'è un metodo che tu stai portando avanti e che porti avanti anche in corsi di formazione e so che ne stai per organizzare nei prossimi giorni. Com'è che si chiama il metodo che porti ai tuoi clienti? Il metodo circolare. Io ho ideato e registrato un metodo. Almeno in italiano, scusa, il metodo circolare, ok. Circolare, Cosa proprio vuol dire? perché rappresenta il viaggio del cliente nel mondo della bellezza e del benessere, guidati da un professionista che può essere un estetista, un massaggiatore, un professionista del mio settore
e inizia proprio dal bisogno del cliente al cliente ambasciatore del brand. Quindi non ha mai fine, perché nel momento in cui, ad esempio, io sono soddisfatta di un servizio, ne parlo con la mia amica e quindi faccio sì che questo ciclo non finisca mai. Assolutamente, penso sia la pubblicità più potente, insieme a quella sui social, eccetera, il passaparola, Esatto. assolutamente. Infatti il corso del 16 di marzo, è dedicato al marketing, ma con una visione di marketing più, diciamo più evoluta, più moderna, infatti di marketing esperienziale. Te capì? Allora, cominciamo a mettere appunto i puntini sulle i. 16 marzo e dove si trova? C'è una mail per prenotarsi? Perché c'è un mondo tutto bello, bello, bello vasto, dai centri estetici appunto alle spa, tutte queste cose che riguardano la bellezza e la cura del nostro corpo. Come ci si può avvicinare per avere maggiori informazioni, per parlarti, per sentirti? Allora, si può visitare il mio sito www.giulianacosso.it oppure le mie pagine social Giuliana Cosso Beauty Consultant. giulianacossu.it e magari, perché no, anche un appello che si fa ai più giovani, e ci sono molti che si stanno avvicinando a questi studi, ci sono molti genitori e molti nonni, lo so, che ci ascoltate a quest'ora del mattino, è cercare di dare una mano anche a vostro figlio, a vostro nipote, e nipote femmina o maschio che sia, che si sta avvicinando a questo mondo, dandogli anche un'infarinatura di professionalità e di quella che è la vera professione, che da una parte certo si fanno i massaggi, ma molte volte, lo sappiamo, chi fa i massaggi, chi si occupa della bellezza, si occupa anche del ricevimento del cliente, di tutto quello che ci sta attorno, dell'aspetto commerciale, e lì bisogna cercare di non cadere, di non perdere punti in un momento del genere, anche se, ripeto, la cosa più bella e più importante secondo me in questo mondo è anche diventare amici, tra virgolette, avere un rapporto bello di persona a persona, che però non deve prescindere dalla professionalità. Quindi te l'ho detto, un crinale su cui cammini È una importante, molto soprattutto di questi tempi, perché adesso non vorrei dire, non vorrei dare, non vi tiro fuori altri centri che ci sono in giro, i massaggi cinesi e tutte queste robe, ragazzi. Poi decidi dove vuoi andare, assolutamente. Però capite che, a proposito di una certa professionalità, e poi ce ne sono altre di professionalità che magari non sono proprio quelle da centro estetico. Quindi anche lì attenzione, selezionare bene e fidarsi a volte proprio del passaparola, che è il modo anche più bello, più sincero di dire: "Oi, mi sono trovato proprio bene in quel posto, Giusto. mi hanno trattato bene". Cos'altro aggiungere? Abbiamo 2 minuti, te li regalo. Wow! Allora, questo non me l'aspettavo. Lo so Allora io. prima di tutto li dedico alle persone che mi supportano, quindi le persone, i miei familiari, diciamo mio marito che mi supporta in questa impresa originale. Ogni tanto lo fai un po' bello anche lui oppure no? Non lo citiamo, non sappiamo Sì chi dai, sia assolutamente. magari ora un po' meno, prima di più, infatti lui si lamenta per questa Sta cosa. diventando più brutto perché ti dedichi No, ad altri, è più dici. bello adesso, è per quello, non ha più bisogno. Non ha più bisogno delle tue cure, non avevo capito, no? Perché sai, a volte uno è preso dal lavoro, anche mia moglie dice: "Ma non mi fai mai una trasmissione solo per me?" Col cavolo, io a casa devo stare zitto, Così ti rovina. perché ho parlato tutto il giorno, se vado a casa è come se tuo marito, che ne so, suonasse la chitarra, arriva a casa e va avanti a suonare la chitarra, ma per favore, basta. Chiudiamo la parentesi. Chi altro salutare? Le mie estetiste, ovviamente. Allora io le ringrazio perché sono quasi tutte donne e comunque io grazie a loro ho veramente apprezzato, so che non dovrei dirtelo dopo che hai detto però ho veramente apprezzato la forza delle donne, confrontandomi tutti i giorni Chiaro. con loro, Chiaro. prima di tutto. E poi perché molte volte, quando si intraprendono questi percorsi un po' fuori dalle righe, come è capitato a me, ci sono i momenti di incertezza, però magari c'è sempre quel messaggio da parte loro, quella telefonata da parte loro che poi mi riporta
in carica, e quindi le ringrazio molto, molto semplicemente. È bellissimo fare squadra anche in questo lavoro così particolare e trovare un po' di umanità, come dicevamo, quasi sempre tra donne. D'altronde si avvicina la festa della donna e non possiamo che abbracciarle tutte quante. Giuliana Cossu, cercatela su internet, giulianacossu.it, giusto? Così facile, così semplice. Non ti chiami Paola Rossi, ma Giuliana Cossu, quindi è più particolare la situazione, il ritrovamento è più semplice. Per avere maggiori informazioni per il settore della bellezza, delle spa, delle terme e tutto quello che si muove lì intorno, certo, dall'accoglienza al business a come lavorare nel modo migliore e soprattutto come restare sempre aggiornati col tempo. Grazie Giuliana, Grazie è stato a te, un piacere. piacere mio. Alla prossima, ciao a tutti, ciao 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 ciao.